Il cormorano è un grande uccello acquatico palmato che pesca tuffandosi. Ecco come veniva chiamato nelle lingue antiche: ebraico, shalach; greco, cataractes; latino, mergulus, oppure Phalacrocorax carbo. Interessanti sono i significati dei nomi latini. Infatti, il nome Mergulus si può tradurre anche tuffatore e ben descrive la sua attività di pescatore. L'altro nome latino, Phalacrocorax, è tradotto anche marangone. Il cormorano è piuttosto comune in Palestina, in particolare lungo la costa del Mediterraneo e anche in alcune acque interne come il Mar di Galilea. Il cormorano è imparentato con gli uccelli della famiglia dei pellicani. Di solito, dal corpo allungato e dal colore scuro, il cormorano è veloce e agile in acqua, sotto la quale nuota usando principalmente le sue zampe palmate. Grazie al suo becco affilato e adunco è un buon pescatore. Fin dall'antichità i cormorani vengono addestrati dai pescatori orientali, in particolare in alcuni territori dell'India, per catturare pesci per i loro proprietari. Per garantire la consegna del pesce, i pescatori legano una fascia piuttosto larga attorno alla gola dell'uccello per evitare che ingoi i pesci più grandi. Il nome alternativo del cormorano, marangone, potrebbe far pensare subito a un cognome e a una località del Triveneto. Il cognome Marangon è di origine triveneta e sembra che sia legato al termine marangone, che in italiano antico significa carpentiere o costruttore di barche. È sinonimo di maestro d'ascia. Quindi deriva da un soprannome legato a questa attività artigianale, che a sua volta potrebbe essere riferito alla figura di un costruttore o riparatore, come ad esempio dei legnaioli o carpentieri navali. Il legame con l'uccello chiamato marangone è interessante, ma non necessariamente legato al cognome in modo diretto. Il marangone è un uccello marino che vive vicino all'acqua e spesso nei pressi di porti o ambienti legati al mare. L'associazione fra il cognome e l'uccello potrebbe essere simbolica o riferirsi alla vicinanza geografico-professionale con attività legate al mare, come la pesca o la costruzione navale. In provincia di Venezia è presente una località che si chiama Marango, frazione di Caorle. Il nome ha un'origine che potrebbe essere legata al dialetto veneto, dove il termine marango è probabilmente una variante del termine marangon che, come accennato prima, può riferirsi a un mestiere legato alla carpenteria navale. Questo tipo di toponimo, quindi, potrebbe derivare dall'attività che storicamente si svolgeva nella zona, come la costruzione o la riparazione di imbarcazioni, un mestiere molto legato alle aree costiere come Caorle. Riguardo al legame con l'uccello marangone, è possibile che il nome marango faccia riferimento all'area di acque basse costiere dove questi uccelli marini erano e sono comuni. Il marangone è un uccello che si trova spesso in ambienti umidi e costieri, quindi il nome della frazione potrebbe derivare da una descrizione del paesaggio naturale circostante che ospitava queste specie, o anche da una tradizione legata alla pesca, dove il cormorano è spesso associato all'attività di pescatori. In sintesi, il nome marango potrebbe avere una doppia origine, una legata alla carpenteria navale, come indicato dal termine marangon, e l'altra a un elemento naturale, l'uccello cormorano, presente nelle vicinanze in un'area tipicamente lagunare e marittima come quella di Caorle.